Pensiero del giorno. Lunedì 26 maggio. Offrire accoglienza a chi incontro. L'unità, dono di Cristo, deve sempre essere ravvivata e tradotta in comportamenti sociali concreti, interamente ispirati all'amore reciproco. Da qui le indicazioni su come impostare le nostre relazioni. Benevolenza, volere il bene dell'altro, significa farsi uno con loro, avvicinarsi a loro completamente svuotati di noi stessi, dei nostri interessi, delle nostre idee, di tanti pregiudizi che offuscano la nostra visione per portare i loro pesi, i loro bisogni, le loro sofferenze, per condividere le loro gioie. È entrare nel cuore di coloro che avviciniamo per capire la loro mentalità, la loro cultura, le loro tradizioni e farle, in un certo senso, nostre. Capire veramente di cosa hanno bisogno e saper accogliere quei valori che Dio ha messo nel cuore di ogni persona. In una parola, vivere per chi ci circonda. Misericordia, accettare gli altri come sono, non come vorremmo che fossero, con un carattere diverso, con le nostre idee politiche, con le nostre convinzioni religiose e senza quei difetti o quei modi di fare che ci irritano tanto. No, dobbiamo allargare il nostro cuore e renderlo capace di accogliere tutti con le loro diversità, i loro limiti e le loro miserie. Chiara Lubick, stralci del commento alla parola di vita dell'agosto 2006. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, maggio 2025. Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 17.